Io credo che sia anche ora di lanciare un grido d'allarme per quanto riguarda questa problematica. Noi abbiamo una serie di accordi di programma in corso relativamente a tutti, alla nostra programmazione sanitaria che sta andando avanti. Abbiamo importanti progetti sulla provincia di Vicenza, sulla provincia di Venezia stessa, sulla provincia di Verona relativamente a nuove strutture, nuovi ospedali che intendiamo costruire. Ciò nonostante sembra che i fondi che sono disponibili ex articolo 20 da parte del governo centrale siano molto ridotti, almeno in questa fase. Ora io credo che il governo dovrebbe assolutamente rimpinguare questo fondo nei tempi più brevi, anche perché proprio l'edilizia sanitaria costituisce un importantissimo volano per l'economia nazionale e in particolare della regione del Veneto. Ne va in gioco l'esistenza e il funzionamento di centinaia di piccole e medie imprese che dall'edilizia sanitaria possono ricavare nuove commesse, nuovi appalti e ovviamente anche migliaia di posti di lavoro. Quindi mi auguro che il governo faccia la sua parte in tempi brevi. Io, per quanto mi riguarda, mi sono già attivato proprio nei confronti del governo centrale, ho parlato anche proprio recentissimamente col ministro Sacconi e spero che la questione venga nei tempi più brevi sbloccata.